Sono tanti anni che faccio video sui social e ricordo benissimo il motivo per cui ho cominciato. Totalmente ispirato dal modo fantastico di raccontare che aveva Cane Secco e che ancora tutt'oggi, mi resi conto che probabilmente fare video sul web sarebbe stata la strada giusta per raccontare, perché mi sono reso conto guardando che a me sarebbe piaciuto raccontare. Eppure, da tanti anni che mi conoscete, io non vi ho mai raccontato nulla, se non tramite le storie Instagram. Tra l'altro vi invito a seguirmi su Instagram, che lì racconto tanto. Oggi però, guardando nei vecchi hard disk, ho trovato dei file che raccontano varie fasi della mia vita e ho deciso che probabilmente poteva essere interessante per me, ma spero anche per voi, fare un piccolo schema e fare un video in cui finalmente, dopo 10 anni, vi racconto qualcosa. Per troppo tempo mi sono dovuto e voluto dare una dimensione che era quella del contenuto veloce. Lo apri, trovi il contenuto, la parodia, ti fai il resetel e vai via. Ma oggi ho voglia di raccontarvi una cosa molto importante che devo condividere con voi, perché voi ne fate parte. Tutti voi che guardate i video fate parte di questa cosa. Quindi in questo video vi racconterò come è cambiata la mia vita da quando ho cominciato a fare video. Nel marzo 2013 io e il mio amico storico Fabrizio decidiamo dal nulla così di fare un video in cui reagiamo a un video che Fabrizio stesso mi aveva fatto vedere pochi minuti prima. Allora vai giù, registra primo video. Non avrei mai immaginato che quello un giorno sarebbe diventato il mio lavoro. Tutto questo accadeva in una piccolissima stanza che io chiamavo mini studio di registrazione, che avevo in casa e che utilizzavo per suonare e per cantare. Dentro gli occhi di chi mente sai. Grazie a quel video ci arrivarono una manciata di like, forse 100-120, che all'epoca erano veramente tantissimi. Quindi fuck me, I'm famous. E da lì capì che quella era la strada giusta, forse, per avere un po' di attenzione da un pubblico che stava per nascere, o che potenzialmente potesse nascere. La sfiga volle che il mio amico Fabrizio, dopo manco un mese che cominciavamo a fare i primi 2 video, dovette partire e andare a Bologna per andare a lavorare lì e per andarci a vivere, quindi avrei dovuto continuare da solo. E quindi la prima cosa da fare, la più difficile, era quella di trovare un nome. Mi balzò in mente il fatto che all'epoca non esistevano i social, quindi come chiamarmi, come far sì che le persone potessero ricordare il mio nome per cercarmi poi su YouTube, scriverlo come lo scriverebbe una persona che non ha mai scritto YouTuber e che magari non sa nemmeno come si scrive, I-U-T-U-B-B-E-R. Calcolate che prima da allora non avevo mai fatto video, quindi la mia unica attrezzatura audio video per registrare era proprio questo, che dopo 7 anni continuo a montare i miei video come se non ci fosse un domani. Il problema è che non sapevo nemmeno come si cominciasse a fare un montaggio. Ma la mia voglia di voler parlare a un pubblico e perché no crearne prima uno, perché sennò a chi parli, era talmente tanta che mi misi ore a guardare tutorial su YouTube su come fare. Ero diventato ufficialmente uno YouTuber. Video dopo video cercavo di apprendere quanto più possibile. Ricordo che per un periodo, per fare il green screen, usavo il fondo delle vaschette del salame con l'argentato e ce lo mettevo attorno alle lampadine a risparmio energetico per far sì che la luce si diffondesse meglio. Avevo così tanta energia e cose da dire, a volte pure inutili, troppe volte inutili, ma la perseveranza mi faceva fare sempre, senza pensarci troppo, farsi troppe pippe mentali a capire se il contenuto funzionava, se non funzionava. Poi arriva il momento in cui decido di dare un piccolo taglio qualitativo diverso ai miei video e acquisto la mia prima fotocamera, Canon 550D usata, che dopo 4 mesi mi abbandonò totalmente perché ci è venuta diarrea a chi che me l'ha venduto. Tra l'altro si fingeva inesperto di fotocamere, ma in realtà scoprì che era un fotografo, quindi mi ha fatto un killipack incredibile. Io vi cercherò, vi troverò. Vi ucciderò. E felice di questo nuovo taglio qualitativo, continuai a produrre sempre più video, parodie musicali, video commenti, chat roulette, insomma mi divertivo veramente tanto. Ma non si vedeva ancora l'ombre in euro. Dov'è il mio telefono? Salto temporale fino al 2016, arriva Sanremo. Arrivano le canzoni di Sanremo e per me, che all'epoca producevo parodie musicali, arriva Wake Up di Rocco Hunt. Wake Up di Rocco Hunt ha un video molto street registrato in una zona piena di palazzine, quindi io avevo bisogno di una zona piena di palazzine per registrare quel video. Mi misi alla ricerca di questa location e il mio amico disse: ma sai che mio nonno ha un deposito che non usa da anni e che ha un terrazzino esterno che richiama molto l'ambiente di quel video? A quel punto io dico: ok, andiamo a vedere quest'ambiente, apriamo la porta, mi innamoro di questo posto, totalmente vuoto, un unico spazio aperto con un bagno, un'altra stanza e un terrazzino esterno. Ovviamente, calcolando che in quel periodo guadagnavo 0 con i video, mi era inconcepibile avere un posto che non fosse casa mia per fare video, ma era comunque il mio obiettivo. Quindi, essendo molto scaramantico sempre da sempre, e visto che la parodia di Wake Up di Rocco Hunt macinò milioni di visualizzazioni, io associai il fatto che
quel posto mi voleva. Tra l'altro, quando andai a registrare la prima volta in quel posto, trovai questa spugnetta con una piantina all'interno e ho sempre detto che quello secondo me è il simbolo meraviglioso della vita, perché una piantina che nasce al centro di una spugnetta buttata all'esterno di un terrazzino mal ridotto è una cosa poetica, mi fa scendere la lacrimuccia dal naso. Dopo un po' di tempo, insieme ad altri due amici, decidiamo di fittare quel posto per portare avanti dei progetti. Avevamo finalmente uno spazio tutto nostro per la prima volta in vita mia, se non fosse per il fatto che anche questi due amici dopo un mese abbandonarono il progetto e quindi rimasi totalmente solo in questo posto e pensai tra me e me, non me ne vado, cioè non mollo, qua ci devo restare, e così feci. Quel posto era diventato ufficialmente il mio studio, quello che io chiamavo il mio studio, che in realtà io ho ancora un pezzo di cuore là dentro, ed è lo stesso posto in cui sono nate le parodie che conoscete e che mi hanno portato a crescere tanto negli ultimi anni. In quel posto riuscivo a sentire un'autonomia e un'indipendenza veramente grandissima, se non fosse stato sempre per il fatto che mi era veramente difficile pagare l'affitto di un posto non avendo guadagni dai social, e in questo mi aiutò tantissimo mia mamma, che mi supportò per riuscire a mantenere l'affitto. Ma pian piano in quel posto le cose cominciavano a crescere, i social cominciavano finalmente a farti guadagnare qualcosa e io riuscivo finalmente a crearmi una piccola indipendenza. Ho tanti di quei ricordi in quello studio che veramente ci vorrebbe una vita per raccontarvi, e ci ho sofferto, ci ho gioito, mi sono divertito, ho pianto, ho litigato, ho fatto tutto in quel posto, e pensare che oggi ci sia qualcuno là dentro mi fanno poco accusare, dico la verità. Ma andiamo avanti, perché nel frattempo che in quel posto le cose cominciavano a crescere, dopo circa 2 anni che quello era diventato il mio studio e che quindi lì ci andavo tutti i giorni per produrre i miei video, parto per la Lapponia con Andrea Vento. Ma prima di partire per la Lapponia decisi di farmi un regalo, che poi più che farmi un regalo era affrontare una sfida, pormi una sfida da solo, andare a vivere da solo. Ebbene sì, svezzarmi, basta mamma che alza i calzini o che cucina o nonna che ti passa la mutanda quando ti fai la doccia. Avevo bisogno di sentire il brivido della crescita e del peso delle responsabilità e cose simili, e quindi sì, andai a vivere da solo. Era bello svegliarti a che ora volevi, era bello andarti a lavare quando volevi, camminare nudo per casa. Poi fondamentalmente sono le cose che dicono un po' tutti. Il giorno che andrò a vivere da solo voglio girare nudo per casa. Ma perché? Proprio pure in inverno, io l'ho fatto pure in inverno, a giocare da freddo. Non lo fate. Cioè, non andate a vivere da soli per girare nudi in casa. Era molto bello vivere da solo. In qualche modo cominciavi a sentire il sapore dell'essere grande, ma d'altro canto cominciavi a sentirti parte di una società che ormai è andata, cammina, sei un ingranaggio. Quindi i soldi dell'affitto te li verranno a chiedere tutti i mesi, non vorranno sapere se hai problemi o meno. I soldi delle bollette te li verranno a chiedere tutti i mesi, non vorranno sapere se hai problemi o meno. In qualche modo è come se ti lanciassero all'interno dell'oceano e ti dicono: mo nuota, tanti squali ti acchiappano e ti mangiano. La cosa buona però è che riuscivo a capire sempre di più quanto era grande il valore dei soldi, di avere criterio quando si spendono i soldi, perché io tengo in mano buca ancora oggi, cioè nel senso, lo sto ancora capendo, però piano piano sto capendo. E quindi chiamai gli operai e mi feci fare i lavori di visione, mi feci aggiustare delle piccole cose. Ovviamente non mi nascondo che acchiappai proprio degli operai che erano proprio chiave, che credete proprio picchiava. Ma insomma, fondamentalmente che la mezza parete me la alzarono e cominciai a vivere lì. Sono appena uscito dalla doccia e vedere questa atmosfera così mi fa sentire un po' casa Siffredi. Cazzo, ragazzi, è bellissimo, sì o no? Dite la verità. Ci ho vissuto per circa 8 mesi. In questi 8 mesi per me diventò frustrante avere il posto di lavoro e la casa nello stesso identico posto, perché era come se non staccassi mai dal lavoro, era come se fondamentalmente non uscissi mai di casa, anche perché il tempo speso per fare video, YouTube, film e cose simili, diciamo che mi ero autoarrestato a domicilio. Parte un altro progetto con altri 2 amici, fittiamo uno studio meraviglioso, bello, bellissimo, a Poggioreale, era veramente molto bello. Tra l'altro saluto Enzo, il vecchio proprietario, persona molto tranquilla. Vi giuro che un giorno andrete a vivere da soli, capirete quanto è importante avere il proprietario di casa, se vivrete in affitto, che sia una brava persona, che è una cosa importantissima. Ahimè, per me, restiamo in quell'ufficio, cominciamo a portare tutta l'attrezzatura per fare video lì, perché non li avrei più fatti a casa mia, ma li avrei fatti in ufficio. E dopo un mese, appena, forse è una maledizione sta cosa, io devo fare le cose da solo, bene, non meglio. Resto solo io in quell'ufficio. Per fortuna entrano a far parte di questo progetto altri 2 amici che fanno parte del mondo dello spettacolo, ma io ero l'unico che utilizzava quell'ufficio. Ero l'unico che passava lì ore ed ore a montare, a registrare video e cose simili, e quindi cominciai a pensare che fondamentalmente non era nemmeno giusto
fargli pagare una parte d'affitto. E ci ho dicette una volta, ci ho dicette due volte, ci ho dicette tre volte. Dopo 4 mesi decidiamo di abbandonare quest'altro studio e lì mi venne da pensare una cosa. Vi assicuro che non era facile scendere di casa al Corso Garibaldi, prendere l'auto, arrivare a Poggioreale, cercare posto. Poi uscivi la sera, tornavi al Corso Garibaldi, cercare posto sempre se ti era buono dopo 3 ore e andare a dormire in uno spazio di 80 metri quadri, diviso malissimo tra l'altro. Sempre dire muratura. Quindi mi feci il conto e pensai che per quello che pagavo d'affitto per la casa e per quello che pagavo d'affitto per l'ufficio, non sarebbe stato più giusto prendere una casa eccessivamente grande e farci un lato con lo studio per lavorare e tutto il resto una bella casa grande? Assolutamente sì. Quindi nel giro di un mese feci le corse per smontare tutto il vecchio studio a Poggioreale, feci le corse per fare il trasloco e abbandonare quella casa al Corso Garibaldi e per trasferirmi finalmente nella nuova casa, che è quella in cui vivo adesso. Sapete che faccia un trasloco? Più o meno questa. Siamo solo all'inizio, devo ancora smontare tutta la parete, il proiettore, le mensole, tutta la roba da qua sopra, la camera da letto. E questo è il cambiamento che la mia vita ha avuto dal 2013 al 2020. In questo momento per fortuna sto registrando questo video nel mio studio con tutto ciò che mi serve, con l'aria condizionata che santa cosa, ma è stato tutto eccessivamente sacrificato, sono stato molto determinato, ci ho creduto tanto pure quando non ci ha creduto nessun altro e ho raggiunto i miei obiettivi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi è piaciuto raccontarvi un po' di mia vita che è cambiata anche e soprattutto grazie al vostro supporto. Nel prossimo video vorrei portarvi a fare un tour completo di casa mia, magari facendo dei paragoni con la casa vecchia o con la casa in cui sono cresciuto. Vi invito sempre a lasciare un mi piace a questo video se il video vi è piaciuto, a lasciare un commento che fa molto piacere questa cosa, o a taggare i vostri amici, vedete voi, che sa piacere vostro. In più vi voglio chiedere una cosa, mi piacerebbe che faceste parte del prossimo video, quindi se vi va rispondete a questa domanda: cosa vorresti che accadesse nella tua vita da qui a 10 anni e cosa farai per realizzarlo? Inviatemi la vostra risposta facendomi un video selfie e me la mandate all'indirizzo youtuber@gmail.com. Le video risposte più interessanti e carine verranno inserite nel prossimo video. Io ora me ne vado, che devo andare a cercare tutti i file che avete già visto in questo video, ma non li ho ancora trovati perché ho visto nell'hard disk una cosa generica, quindi vi ricordo di seguirmi su Instagram @youtuber e iscrivetevi al canale YouTube. Ci vediamo penso presto, che tanto che dobbiamo fare, no?